Maurizio Mannoni, volto noto di Rai 3, conduttore per 15 anni di Linea Notte, è stato ad Agrigento accompagnato da Maurizio Massone presso Casa San Filippo, dove il Centro Pasolini ha organizzato l'incontro con il giornalista che ha presentato il suo primo libro romanzo, Quella notte a Saxa Rubra, un racconto sulla scomparsa di Giovanni, un giornalista della TV pubblica la cui morte non convince un collega che decide di indagare. Maurizio Mannoni, oggi in pensione, ha parlato di Rai asservita alla politica, lottizzata dai partiti e soprattutto di fuga di telespettatori dai canali Rai, un aspetto grave che riguarda appunto l'attuale servizio pubblico. Maurizio, il mestiere nel mondo televisivo pubblico, con i suoi misteri, un romanzo comunque avvincente con una trama che si appassiona. Grazie per l'avvincente. Sì, ho cercato di mettere insieme tanti ricordi di una carriera lunga e inventando una trama di fantasia, però con dentro anche personaggi veri, insomma, quindi questo intreccio tra persone anche riconoscibili, no? Citate per nome ma riconoscibilissime, che hanno fatto parte della storia di Rai 3, del TG3 e appunto questi due personaggi che sono i protagonisti di questo racconto. È venuto fuori un mix, mi pare. Possiamo dire il bello e il brutto del mestiere o siamo fuori tema? Sì, no, possiamo proprio dirlo, insomma, no? Il bello sono tanti personaggi che raccontano la loro storia, il brutto sono personaggi negativi che incidono in maniera drammatica su questa storia. Ed è il brutto di una Rai che ho conosciuto, insomma, una Rai asservita alla politica, al potere, ai giochi delle carriere, insomma, tanti elementi che poi il lettore troverà, insomma, elencati. Una Rai che fa discutere adesso anche sulle nomine, su quello che c'è dietro. Quello sempre, quello da che lo ricordo io. Le nomine, il momento delle nomine, i cambi di governo, cambi di maggioranza e la tornata delle nomine è sempre stato un servizio pubblico che si deve adeguare, come dicevi, ai campi. Sì, si deve adeguare, ma oramai di servizio pubblico ha ben poco purtroppo. In effetti poi c'è anche una fuga dei telespettatori purtroppo, insomma, perché la Rai ha perso, ormai sta perdendo definitivamente la propria identità. Questo è l'aspetto grave.